C'è un ritorno al libro usato che sicuramente tantissimi esercenti commerciali stanno considerando positivamente ad integrazione del mercato del nuovo. Però è importante scindere in questo caso, cioè noi dobbiamo lavorare in comunicazione e nelle scuole tra gli esercenti commerciali le istituzioni, al rinnovamento di quasi un patto pedagogico per il futuro dei nostri figli, in cui il libro scolastico e la loro educazione ritorni centrale per garantire quella crescita anche del territorio. Ad oggi voi vendete anche libri usati? Ma a partire da quest'anno, proprio perché abbiamo intercettato il grande desiderio e la grande necessità del territorio, stiamo iniziando ad esplorare questo mercato, che lo ricordo è un mercato completamente diverso da quello del nuovo, e quindi è come se fosse un settore merceologico diverso. Stiamo cercando di andare incontro a questa nuova tendenza. Sappiamo che ci sono dei limiti molto forti e che stanno facendo contrarre anche il mercato. Dobbiamo invertire questa rotta, dobbiamo chiedere la collaborazione di tutti, delle famiglie, in quanto primo presidio culturale dei più giovani, poi della scuola. Dobbiamo dire ai nostri insegnanti con forza di incentivare la frequentazione delle librerie e disincentivare la frequentazione del mercato dei venditori online, per esempio. Siamo in una forbice che va tra il 60% di acquisto online e il 40%, almeno per il comparto libro, di acquisto nel mercato fisico. È un trend, ovviamente, non possiamo combattere con un trend così grande, ma possiamo comprendere quale sia la vera funzione sociale della libreria, che non è soltanto quella della vendita del momento in cui c'è la necessità del testo scolastico, ma appunto rappresenta una funzione sociale, in cui attraverso questa funzione i nostri ragazzi crescono. Dal libro scolastico passiamo al classico, per esempio, e poi al testo universitario, fino al libro dei concorsi, quando arriva il momento di accedere alla vita lavorativa. Ecco, tutte le librerie sono una luce accesa sul territorio, una luce accesa sulla cultura e una luce accesa sul futuro.